Oggi vi racconto la storia di una città che ha nutrito molto il nostro senso di meraviglia. Una città che ha avuto un dono: trasformare tutto ciò che toccava, che ha assorbito culture, idee, invenzioni, suoni, sapori e li ha restituiti al mondo migliorati. Le pietre delle sue case, i volti dei suoi abitanti, molte delle sue bellezze e delle sue consuetudini sono arrivate da un altrove, e in questa città tutto ha trovato una nuova forma, tutto è diventato veneziano, perché questa città si chiama Venezia. E voi, anche se non lo sapete, parlate veneziano. Non serve che siate nati qui, né capire cosa si dicono i gondolieri quando incrociano lungo i canali. Voi parlate veneziano quando pronunciate parole come arsenale, ghetto, regata, lazzaretto o quarantena. Lo fate quando dite ciao a qualcuno. Lo fate perché Venezia, nel corso della sua storia, ha saputo accogliere quanto di meglio le giungeva dal mondo e ha saputo mescolarlo, trasformarlo e restituirlo più bello, più ingegnoso, più umano. Da cui sono passati commerci, spezie, intuizioni, sapienze, sogni. Un incontro talmente fertile che tutti questi segni, grandi o piccoli, a partire da qui sono diventati patrimonio dell'umanità intera. Hanno attraversato i confini e il tempo e sono entrati nella lingua, nei gesti, nei pensieri del mondo. Qui ha visto la luce molto di ciò che oggi consideriamo normale. Voi scrivete anche in veneziano. Quando chiudete una frase con un punto, usate una virgola, un apostrofo, un accento, state utilizzando un'invenzione veneziana. La stampa? Un'idea di Gutenberg. Ma la punteggiatura moderna, quella che dà ritmo e respiro alle parole, è nata nelle botteghe dei tipografi veneziani, dove si misero a punto anche indici e numerazione delle pagine, dove Aldo Manuzio inventò il corsivo, che il mondo intero chiama italic, e perfezionò il libro tascabile, perché le storie potessero camminare con le persone. Da allora leggere è diventato un gesto portatile, intimo, quotidiano. A Venezia prende vita anche un'altra invenzione straordinaria: il brevetto. È il 19 marzo 1474 e la Repubblica stabilì che chi inventava qualcosa meritasse protezione. Un'idea, per la prima volta nella storia, diventava proprietà dell'intelletto. Il pensiero umano entrava nel diritto e proprio la legge a Venezia seppe guardare avanti. Nel 1396, quasi un secolo prima, il Consiglio dei 40 aveva già proibito lo sfruttamento dei bambini e delle bambine in quella che è la prima norma contro il lavoro minorile della storia. Nel 1540 Vincenzo Redor scoprì come far riflettere perfettamente la propria immagine. Nacque lo specchio. Da quel momento potemmo vederci davvero e cambiò per sempre la nostra percezione di noi stessi e di noi stesse. Ogni mattina, quando vi guardate allo specchio, ammirate il riflesso di un'invenzione veneziana. Ma Venezia è anche libertà, gioco, divertimento. Nel 1638, con il Ridotto Grande, aprì la prima casa da gioco autorizzata della storia. L'anno precedente il teatro San Cassiano aveva aperto per la prima volta i battenti a un pubblico pagante per l'ascolto di un'opera. Da quel giorno la musica cambiò per sempre. Cominciò a piegarsi al gusto del pubblico, a suonare non solo per i nobili, ma per il popolo, per tutti. Ma Venezia non fu solo uomini, navi e mercanti. Fu anche e soprattutto una città delle donne. Già nel Medioevo qui una donna poteva detenere beni, scegliere i tutori dei figli, dettare il testamento da sola, firmare contratti, gestire attività, vivere libera, cose impensabili altrove. Perché Venezia era una civiltà mercantile dove la famiglia contava e nella famiglia la donna era parte attiva. Per questo, proprio qui, nacquero alcune tra le prime voci femminili della storia. Uliana e Caterina, due vedove del Trecento, fondano una società di profumi, una delle prime imprese tutta al femminile. Marietta Barovier nel 400 gestisce una sua propria fornace e inventa la perla rosetta, che diventerà merce di scambio nel mondo. Poi
Nel Rinascimento la parola si fa idea. Moderata Fonte, Lucrezia Marinelli, Veronica Franco, Arcangela Tarabotti, poetesse, scrittrici, cortigiane e suore, ribelli, donne che gridano con secoli d'anticipo che l'intelligenza non ha genere, che la libertà è un diritto, non un privilegio. Tutto è pronto per la rivoluzione e la rivoluzione scoppia alle 9 del mattino del 25 giugno del 1678, quando Elena Lucrezia Corner Piscopia, prima donna a poterlo fare nella storia, diventa la prima laureata del mondo. Nel secolo successivo, Elisabetta Caminer fonda e dirige uno dei periodici più importanti dell'illuminismo, prima direttrice. Rosalba Carriera conquista le accademie europee con le sue miniature. Giulia Lama osa dipingere corpi nudi, sfidando il giudizio dei pittori uomini e dei moralisti del suo tempo. Nell'Ottocento, sepolta la Serenissima, una donna ne mantiene viva la memoria contro tutto e contro tutti, Giustina Renier Michiel, che fu anche la prima traduttrice di Shakespeare in italiano. Donne che hanno mostrato la via dell'emancipazione ben prima che la parola esistesse. Donne veneziane e dunque universali. Perché Venezia ha sempre saputo accogliere il nuovo, trasformarlo, renderlo proprio. Nello stesso tempo è stata un luogo dove le idee si sono incontrate, dove la curiosità ha superato i confini, dove la conoscenza è diventata dono. È stata il luogo dove osare. E forse in fondo è proprio questo il segreto di Venezia, aver saputo aprirsi al mondo senza mai smettere di restare se stessa. Per questo anche voi, ogni volta che scrivete, pensate, create, salutate, parlate veneziano, anche se non lo sapete, perché ogni volta che un punto chiude la vostra frase, ogni volta che dite ciao, ogni volta che vi guardate negli occhi allo specchio, Venezia parla attraverso di voi. Una eredità che è pura meraviglia, che non vive solo della sua bellezza o della sua arte, ma si nutre della sua anima inquieta, generosa, eterna e universale. Venezia non è soltanto una città, è un modo di essere nel mondo.